Giuliano Fogliani, consigliere provinciale, mi perdoni, ma Buonasera. adesso con Orsoni che è stato arrestato, con Orsoni che si è dimesso, con tutto questo caos, come si può pensare che la città metropolitana riesca ad entrare a pieno regime? Infatti la città metropolitana probabilmente partirà male, perché lunedì in Consiglio Comunale... Noi ci aspettavamo che non partisse proprio. Sarebbe il massimo, onestamente, perché fare una cozzaglia così a livello amministrativo, che non si sa, le competenze della provincia a livello edilizio, per esempio, a livello urbanistico, tutte queste competenze dove andranno? Chi le gestirà? Non si riesce a capire. Le gestirà evidentemente il commissario del Comune di Venezia. Intanto abbiamo una certezza, che lunedì in Consiglio Comunale il sindaco Orsoni si dimetterà, perché aveva tempo 19 giorni dalle dichiarazioni delle sue dimissioni a dimettersi. Sappiamo che ci sono le firme di 24 consiglieri comunali di Venezia, quindi il sindaco si dimetterà. Da quel momento in avanti si potrà capire quale sarà l'iter e che se arriverà un commissario prefettizio a gestire tutta questa situazione. Molto probabilmente arriverà. Molto probabilmente, tra l'altro, ci saranno però anche delle elezioni che non dovrebbero slittare al 2015, ma si parla anche, questa è un'ipotesi percorribile, di elezioni ad autunno, proprio per dare la possibilità a Venezia di avere un sindaco che faccia anche il sindaco metropolitano. Sbaglio? Sì, sarà da capire se le elezioni appunto saranno in autunno, come dice lei, o se saranno a maggio prossimo anno assieme alle elezioni regionali. Comunque la città metropolitana in questo momento parte nel caos più totale, siamo nel buio più totale. Bene, per mesi dunque a livello urbanistico, a livello di infrastrutture, tutto sarà pagherà questa situazione la città di Venezia e soprattutto quello che resta della provincia di Venezia, la pagherà molto. Non ci resta che attendere. Grazie Giuliano Fogliani, linea alla redazione centrale.